Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti. Ve li presento subito, poi entriamo nel merito specifico del tema che affronteremo insieme. Ben arrivato Onofrio Rota, segretario generale della CISL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie. Ben arrivato Maurizio Conte, presidente CNA del Veneto, grazie. Piccole imprese, aziende, insomma la CNA è nota. Roberto Sartore, presidente Confprofessioni Veneto, grazie anche a lei, ben ritornato. Anche il Confprofessioni è abbastanza nota, comunque i professionisti sanno di che cosa si tratta, poi magari nello specifico dedicheremo due parole alle singole associazioni e vabbè, il sindacato parla da sé, non occorre neanche dedicarci, però quel che rileva in questa occasione è il lavoro che è stato svolto dalle associazioni di categoria, non solo quelle presenti che sono un po' a livello esemplificativo, ma tante altre, dal sindacato della CISL del Veneto, Confagricoltura Veneto, Confcooperative Veneto, Confesercenti, Confindustria, Confprofessioni, CNA, Confcommercio, Lega Coop e Confartigianato, direi tutte quante le principali associazioni imprenditoriali, datoriali della regione, oltre che naturalmente la parte sindacale. Per fare che cosa? Per analizzare la situazione della nostra regione è cambiata radicalmente, c'è stata questa profonda crisi da cui sembra, non avevo neanche il coraggio di dirlo, però dai, obiettivamente ci stiamo in qualche modo risollevando, lasciando purtroppo per strada molti feriti e molti morti, molte aziende che non ci sono più, però ci si risolleva in un modo diverso e la realtà che appare di questa regione è cambiata. Quando cambiano le situazioni, quando ci sono questi profondi mutamenti anche tutti intorno e quindi in un contesto internazionale, bisogna rivedere certi programmi e perché no, come tante volte è stato detto, non tanto sfaldare quello che esiste, quindi dire che la piccola realtà non serve più, è inutile, ma magari fare sistema, unirsi, unire le risorse, le energie, trovare delle logiche di intervento in un sistema economico, produttivo e sociale diverso. Allora, c'è un progetto di lavoro che è nato, molto importante, anche perché direi che è il primo a livello nazionale di questo tipo, che si chiama Arsenale 2022, il Veneto Oltre, che vede protagonisti questo bel po' di realtà, insomma. Come mai vi è venuto in mente? Ne parlavamo prima con il Presidente, solo 10 mesi fa non se ne sarebbe parlato neanche lontanamente, ed eravamo nel cuore della situazione difficile. È proprio la CISL, tra l'altro, che sì. Vede. No, la CISL ha partecipato a questo tavolo con molto interesse perché il bisogno che è emerso da parte delle associazioni è quello di fare un gioco di squadra, di mettersi insieme, di analizzare ognuno per le proprie aree di competenza, i bisogni e anche le azioni che si possono mettere in campo per fare una proposta non solo alla nostra regione ma anche al nostro paese. E da qui abbiamo riunito le 10 associazioni, abbiamo individuato 7 temi ritenuti per noi strategici per lo sviluppo della nostra regione, hanno partecipato ai tavoli circa 128 rappresentanti che facevano parte delle nostre 10 associazioni e abbiamo prodotto circa 8.000 ore di lavoro sia da incontri che scambi di mail, di materiale. Ecco, 12 esperti, professori universitari ci hanno accompagnato nella realizzazione di questo progetto. Perché gli esperti? Cosa servivano? Gli esperti ci servivano ad aiutarci a darci una visione più strategica, non soltanto analizzare il contesto di qui e ora, ma anche di costruire una visione appunto strategica per il futuro, per la nostra regione. I temi sono tanti, sono interessanti, ma tutti molto attuali con le necessità del Veneto. Il primo tema, possiamo partire da questo tema, il tema dell'impresa. Abbiamo analizzato in maniera approfondita come oggi non ci sia più il modello nord-ovest e il modello nord-est, no? Nel senso che non abbiamo i grandi imprenditori né nel nord-ovest né nel nord-est. Ormai l'impresa
e pressappoco vinto il modello, quello del nord-est, la media impresa, e come oggi il nord sia diventato prettamente tutto una media impresa e con situazioni differenti, nel senso che chi si sta attrezzando per logiche molto più intraprendenti, il commercio verso l'estero, riqualificare le aziende, intercettare un po' quelli che sono i nuovi bisogni. Ecco, questa è la riflessione che il mondo dell'impresa ci siamo fatti aiutare da alcuni professori per capire anche gli effetti che come sindacato abbiamo vissuto per entrare in concreto in quest'ultimo periodo. Per esempio il Veneto cresce l'occupazione nel settore dell'agroalimentare e nell'agricoltura, perde tanti posti di lavoro nel settore dell'industria, circa 100.000 posti di lavoro l'industria perde in questo periodo, aumenta il settore del commercio, aumenta circa di 60.000 posti di lavoro. Che questo sembra strano perché abbiamo il settore del commercio, quello che langue, no? Sempre abbastanza, però è rincuorante questa componente. No, allora se analizziamo la compensazione media dei posti di lavoro persi e di quelli che abbiamo riacquistato con i nuovi lavori, il saldo è ancora negativo, abbiamo circa 40.000 posti di lavoro da recuperare rispetto alla crisi del 2008. Poi dobbiamo anche dire che i posti di lavoro che abbiamo perso erano posti di lavoro molto più strutturati nel settore dell'impresa, molto più stabili, molto più solidi, che sono passati invece nel settore del commercio o del turismo, dove i posti di lavoro sono più stagionali, molto più deboli, molto più precari, per cui la crisi in Veneto ha colpito forte, si è sentita e ancora siamo in una fase di ripresa, ma di una ripresa lenta. Infatti, da qui nasce appunto questa iniziativa. Come vi vede coinvolti e quindi qual è anche il ruolo come vi siete mossi, cioè quello che incuriosisce, perché l'idea c'è effettivamente, l'esigenza, però poi muovere l'associazione di categoria non è semplice, perché sono fatte di tante idee, tante teste e tante aspettative anche diverse, no? Certo, è proprio per questo tra l'altro che l'impresa nel Veneto ha tenuto anche con questa crisi molto forte e che l'idea della media impresa è l'idea che ha tenuto alla fine e questo però ha spinto anche le associazioni a cambiare sistema di rapportarsi con l'impresa, proprio perché un conto era dare un servizio all'impresa, oggi bisogna cercare di dare le opportunità per far crescere l'impresa, per far lavorare l'impresa. E allora questo ruolo dell'associazione che è cambiato ha fatto sì che proprio in questo progetto le nostre associazioni di rappresentanza si trovano ad essere quelle che favoriscono quelli che sono i cambiamenti anche della politica generale, soprattutto nel Veneto. Allora cercare di capire effettivamente cosa serve all'impresa, no? L'impresa deve cambiare atteggiamento per il mercato, la globalizzazione e via, però tenendo sempre presente a una realtà di media impresa, per cui bisogna mettere insieme. Ecco, anche noi sul mettere insieme siamo dell'idea che come associazioni, come mondo del lavoro, come mondo della socialità riusciamo ad esprimere degli obiettivi condivisi, forti e questi trasmetterli alla politica, perché oggi purtroppo la nostra politica sta sempre di più litigando tra di loro, non riescono a trovare degli obiettivi per far uscire dalla crisi il nostro mondo economico, no? Perché vediamo anche le soluzioni sono delle soluzioni tampone ma che non vedono in avanti. Noi abbiamo bisogno invece di guardare avanti e attraverso questo progetto condiviso dove mettiamo insieme
la piccola impresa, la media impresa, il commercio, il sindacato. Noi crediamo di riuscire a individuare quali sono effettivamente le priorità da spingere, ma anche da favorire una scuola di rappresentanza. Noi abbiamo bisogno anche di elementi sempre più preparati all'interno sia delle nostre associazioni sia nel mondo economico, ma soprattutto di dare da questa scuola di rappresentanza anche una capacità di trovare e individuare delle persone da dedicare poi alla politica, che riesca poi a trasmettere quelle che sono effettivamente le necessità del Paese. Quindi far quello che per tanti anni non è mai stato fatto, perché anche voi come professioni una rappresentanza istituzionale politica, ai noi. Sì, in effetti è vero, noi siamo stati per un lungo tempo un po' la Cenerentola. Ecco, chi è che sono le Confprofessioni, scusi, chi rappresenta? Perché Confprofessioni CNA rappresenta tutte le associazioni delle varie professioni, siamo 20 associazioni che vanno in rappresentanza del settore tecnico, quindi architetti, ingegneri, i professionisti, partite IVA, esatto. Insomma, dai. E poi abbiamo il settore amministrativo, commercialisti, consulenti del lavoro, poi abbiamo il settore della sanità, quindi qui i medici di base, poi abbiamo i dentisti, quindi praticamente tutto il mondo professionale è presente. Mondo professionale che ha una funzione intermediaria tra il soggetto che assistiamo, il cliente, tra virgolette, e soprattutto la pubblica amministrazione. Quindi abbiamo un ruolo anche all'interno di questo progetto. Voi molti sono a fianco alle imprese. Insomma, esatto, siamo a fianco alle imprese, ma soprattutto, questo è importante dirlo, lavoriamo per la pubblica amministrazione, per portare avanti i progetti della pubblica amministrazione. A spese delle imprese, questo non bisogna dimenticarlo, perché tutti i lavori, cioè il famoso 730 telematico, sì, è facile farlo, però è stato fatto con lavoro degli studi, ma poi con un costo alle aziende. Questo solo per esemplificare, quindi si lavora molto per la pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione funziona, però in realtà ci lavoriamo noi, ma sì. Di fatto poi il costo va anche alle imprese, questo è importante dirlo perché forse molte volte non si coglie perfettamente. È chiara la cosa. Adesso ciascuno dei soggetti, qui appunto abbiamo 2 soggetti, ricordo sono 10 in tutto, quindi siete parecchi, ha assunto un ruolo chiave. Come si è svolto, e poi per spiegare anche ai nostri telespettatori qual è il fine ultimo, perché il blocco della politica e quindi delle decisioni governative o di influenzare, condizionare provvedimenti normativi è un intento importantissimo, però poi che cos'altro viene fatto all'interno e quindi dopo quali sono i singoli ruoli, le competenze? Allora, perché poi qualcuno potrebbe dire è uno studio, è un'analisi di quello che è il Veneto e ci limitiamo lì. Il lavoro che è stato fatto invece è un progetto estremamente concreto di proposte. In che senso? La prima considerazione che abbiamo fatto come associazioni è quello di non volerci sostituire alla politica, nel senso che la politica deve fare la sua parte, noi abbiamo una regione Veneto che deve fare la sua parte e ci rivolgiamo alla regione Veneto, così come a tutti i parlamentari veneti e non solo, ad interpretare un po' i bisogni. E quando ho fatto l'analisi di apertura sul mondo dell'impresa, l'evoluzione, il mercato del lavoro, nelle proposte che noi facciamo diamo anche una visione più complessiva. Cosa vuol dire? Discutiamo di capitale umano, filiere formative, innovazione e ricerca. Una regione che vuole stare al passo e anzi vuole essere fra le prime regioni d'Italia, il tema della formazione, dell'alternanza scuola-lavoro, i temi di come connettiamo il mondo dell'impresa con il mondo della formazione degli studenti è strategico, perché ci servono ingegneri e non abbiamo ingegneri. Oggi ero l'incontro domanda offerta è sempre tragico. Esatto, oggi parlavo con
con il settore della sanità privata, mi chiedevano che siamo carenti di OS, di assistenti operatori nella sanità privata, e mancano gli assistenti operatori. Allora essere connessi e ci sono disoccupati, ed è questo il problema. E, e noi come organizzazione di rappresentanza dobbiamo esprimere i bisogni all'assessore, in questo caso Donazzan, che segue l'attività della formazione, alla regione, ma il Veneto terra di relazioni, di connessioni, no? Abbiamo parlato di infrastrutture. Il Veneto, la nostra impresa, il nostro lavoro, come lo consolidiamo se in Veneto non abbiamo una buona struttura ferroviaria, che vuol dire l'alta velocità, se il Veneto non parla in maniera chiara che ci serve la pedemontana per far funzionare e connettere le nostre merci, le nostre produzioni, il nostro lavoro. Il porto è non soltanto per i passeggeri dal punto di vista turistico è quello che rappresenta il Veneto, ma anche porto in termini di merce, struttura degli interporti, abbiamo parlato di territorio. Ormai tutti conveniamo che il suolo del Veneto è consumato a sufficienza, soltanto ha bisogno di essere riqualificato e ripensato complessivamente. Questo è il tema centrale. Anche il tema del lavoro. Nelle nostre relazioni, qui vado nel mio campo proprio sindacale, è un tema che abbiamo affrontato. La CISL è per un contratto nazionale solido, in che senso? Dal punto di vista normativo prevalentemente, ma vorremmo sviluppare una contrattazione di secondo livello molto più decentrata, e qui le 10 associazioni presenti hanno esperienze da trasmettere non soltanto al Veneto ma a tutto il paese. I temi degli assetti istituzionali è un tema centrale. Dobbiamo discutere in maniera seria nella nostra regione se 579 comuni, dove ognuno ci riconosce per la propria origine, per la propria nascita, sono ancora necessari per la nostra regione. E chiude il progetto, e poi casomai lo potremo approfondire con il tema della finanza. La nostra regione non può gridare, diciamolo chiaramente, si usava negli anni passati Roma ladrona, no? La responsabilità delle banche venete sta alla responsabilità del gruppo dirigente del Veneto, non ha origini da altre parti. Come recuperiamo credibilità nel mondo del credito, ed un credito molto più intento alle imprese e alle famiglie dopo i disastri che sono successi. C'è stato uno scollamento impressionante con delle ripercussioni importanti. Esatto, per le famiglie che hanno perso risparmi, per imprese che sono sottoposti a rischi importanti, perché se vedono sottrarsi anche le disponibilità per la liquidità quotidiana per lavorare, è chiaro che questo è un impatto importante. Per cui è vero che fra le 9 associazioni datoriali sono l'unica associazione di rappresentanza del lavoro, la CISL, presente, ma mi siedo a questo tavolo con la consapevolezza che se non ci muoviamo insieme, se non c'è un gioco di squadra per far ripartire il Veneto, non vince nessuno. Assolutamente sì, ecco, capire anche poi come farlo ripartire bene. Torniamo ai nostri ospiti dopo la pubblicità, quindi state con noi pochi secondi.